Un asse forte che sposti da nord-ovest a nord-est il terzo lato di un triangolo industriale che, oltre che sulla carta, lo vuole essere nei fatti. Milano, Bologna e ora il Veneto Centro, definito ufficialmente nelle industrie nei numeri di Treviso e Padova, ma che potrebbe catturare anche altre province e dare una nuova struttura al motore economico del paese. La fusione delle Confindustrie della Marca e Euganea è stato benedetto da molti, le banche in primis. Noi certamente abbiamo la forza di sostenere questo, lo stiamo già facendo perché noi eroghiamo 50 miliardi di euro di crediti all'anno per sostenere gli investimenti delle aziende, in particolare queste aree territoriali, queste del Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, siamo dei leader di mercato e continueremo a sostenere e a essere vicini a tutte le aziende che investono in questo paese. Imprenditori e banche cercano il dialogo per sviluppare le idee imprenditoriali. Le aziende dalle banche possono avere l'aiuto che gli serve, credo. Banca Intesa e anche qualche altra banca si sono dimostrati all'altezza dei bisogni delle aziende, quindi diciamo di continuare così per quanto mi riguarda. Questo primo passo porterà ad avere meno freni, chi dovrebbe unirsi un po' alla volta? Sì, secondo me bisogna mirare a guardare meno alla politica e guardare più alla ricerca, all'innovazione e spingere l'industria verso i tempi nuovi. Siamo un paese di vecchi, io sono un grande esempio di vecchio, insomma, non un grande esempio di grande vecchiezza se si vuole, eccetera, e dobbiamo puntare proprio a tutto quello che l'Italia potrà fare, cioè pensare ai prossimi 20 anni, non ai prossimi 2 anni, insomma. Ma alla politica non si può non pensare. Anche da questo versante arrivano prevalentemente voci positive sul cammino intrapreso. Intanto direi positiva questa visione da economie di scala e quindi di fusione che porta bene all'impresa, all'economia del Veneto. Dall'altro da noi è importante l'internazionalizzazione, è importante valorizzare queste 600.000 imprese ed è fondamentale che si metta mano alla tassazione. Abbiamo un total rate tax del 68,5% contro una media europea del 46%. È un primo passo, Presidente, questo qui, Treviso e Padova. Ma io lo vedo così, la vedo anche come la volontà di far sintesi, di fare sinergia e soprattutto di avere un interlocutore forte. Pensare che questa diventa la seconda Confindustria d'Italia, questo diciamo fa ben sperare. E ancora più nel dettaglio, la posizione dei primi cittadini delle due città portabandiera di questa unione, Treviso e Padova. Noi vogliamo cominciare veramente a tessere dei rapporti importanti, oggi con Padova, domani anche con Vicenza, quindi per altre questioni e sicuramente con Venezia e tutte le altre città. Noi come amministrazione vogliamo che Treviso sia protagonista in un percorso di crescita e di sviluppo che riguardi anche la regione Veneto, quindi Treviso protagonista e ci saremo. Io mi auguro che poi questo si espanda ulteriormente. Da piccolo non si va in nessun posto. Personalmente anch'io sto lavorando con Padova per far sì che i comuni con Termini lavoriamo assieme. È assurdo che oggi Padova è 220.000, con i comuni con Termini arriviamo a 450.000, ma siamo tutti attaccati. È assurdo non fare cose insieme. Insieme si vince, insieme si va meglio.